La polizia ha sequestrato a Siderno e Orbassano beni per 12 milioni riconducibili ad un presunto affiliato dell''ndrangheta, Michele Correale, 53 anni, detto Uzzorru, detenuto perché coinvolto nelle operazioni Crimine e Bene Comune del 2010. Il sequestro riguarda 2 società di Siderno e altre 2 in Piemonte, una delle quali proprietaria ad Orbassano di un noto locale, l'antica caffetteria, con annesse ricevitorie del Superenalotto e della Sisal. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e del ROS hanno arrestato un latitante, Angelo Macri, 37 anni, presunto affiliato all''ndrangheta e ricercato per l'omicidio di Rocco Frisina, ucciso in mezzo alla folla a Delia Nuova nel Reggino nel gennaio del 2008. Macri è stato bloccato a Latisana, dove si era rifugiato dopo aver commesso l'omicidio di Frisina provocato da una vendetta di 'ndrangheta per contrasti tra i gruppi Italiano e Macri. Da quasi 20 anni risultava praticamente cieco per l'INPS e per questo ha percepito decine di migliaia di euro a titolo di pensione di invalidità riconosciutagli dal 93 ad oggi, ma in realtà vedeva benissimo. Protagonista della vicenda è FF, un cittadino di Ionadi nel Vibonese. A scoprire che era tutto un ben congegnato bluff sono stati i militari della stazione carabinieri di Filandari, che per giorni lo hanno pazientemente seguito in tutti i suoi movimenti, filmandolo e fotografandolo durante tutta la giornata. Tengono ancora banco a Crotone le dimissioni del sindaco Peppino Vallone, annunciate nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Il primo cittadino, prima di dare l'annuncio shock, aveva accusato le forze politiche di essere irresponsabili. Accusa questa poi ribaltata dai DV e SEL in un'apposita conferenza stampa. Sembra che sullo sfondo della decisione di Vallone ci sia il pressing degli alleati per un azzeramento della giunta comunale, mascherata dalla necessità di un cambio di marcia dell'azione amministrativa.